Cambio di rotta sul fronte immigrazione del governo Conte bis, ma il veneto di Cone Bagnoli guarda preoccupato a quanto avviene e confida nel lavoro del nuovo sottosegretario all'interno Achille Variati. È il presidente della provincia e sindaco di Vicenza Francesco Rucco a parlare per primo. La preoccupazione più grossa che abbiamo è quella della gestione dell'immigrazione. Pensare di riaprire in maniera incondizionata un'accoglienza diffusa, abbiamo già dimostrato che il sistema non regge e sono preoccupato da questo punto di vista perché vorrebbe dire gestire persone che poi magari vengono utilizzate per fini anche illeciti, come sta avvenendo lo spaccio ad esempio che sta colpendo tutte le nostre città italiane, anche Vicenza. Gli fanno eco alcuni sindaci, a cominciare da Diego Marchioro, sindaco di Torri di Quartesolo. Ritornare a la situazione di 2 o 3 anni fa, nella quale c'era effettivamente un'emergenza di sbarchi incontrollati e anche piuttosto numerosi, certamente non va bene. Io dico, non era tanto il numero degli sbarchi quanto l'organizzazione per l'accoglienza che non ha funzionato. Queste scelte non possono essere calate al momento per il proprio tornaconto personale o per le prossime elezioni e per le prossime poltrone. Deve esserci un grandissimo senso di responsabilità, perché poi ci troviamo noi sindaci in maniera particolare a governare i territori. Comuni che in passato hanno accolto migranti in piccoli numeri. Abbiamo tenuto con noi nella nostra comunità 5 persone sbarcate a Lampedusa, l'abbiamo fatto per 1 anno e mezzo circa, con i contributi dell'allora governo Berlusconi, che erano più alti di quelli che si danno adesso, e con questi abbiamo affittato una casetta, abbiamo fornito viveri, vestiario e cose del genere, abbiamo fatto lavorare per il comune e questi 5 persone. 2 migranti sono tornati in Ghana con un progetto di rimpatrio, 3 hanno lasciato l'Italia per il nord Europa. A Grisignano il sindaco Stefano Lain racconta che vivono tuttora in paese 3 persone. Sono tuttora a Grisignano, sono integrati e sembra quasi non ci siano presenti.